Dopo 237 giorni di cantiere, che ha visto solo un breve stop forzato a causa del Covid, sono state inaugurate ieri sera le terrazze del Mediterraneo. Si tratta delle nuove aree sorte all'interno del Camping Village Mediterraneo, struttura ricettiva a 5 stelle nel comune di Cavallino Tre Porti, località già leader in Europa proprio per il tipo di turismo en plein air e oggi ulteriormente impreziosita da tale novità. Sicuramente è stato uno slancio legato all'imprenditoria, alla voglia, alla passione, a non mollare mai. Io sono estremamente orgoglioso e contento di aver potuto lavorare con tutte le varie aziende, fornitori dell'area del Veneto e che hanno reso possibile questo progetto che sulla carta è stato molto difficile, poi abbiamo avuto delle difficoltà che ben note e quindi hanno rallentato ancora più i tempi e i processi di realizzazione, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo aperto come ultimo campeggio, perché noi abbiamo aperto il 3 luglio, ma ce l'abbiamo fatta. Dopo il post-Covid, dopo la pandemia e quindi con tante perplessità, tanti rischi e tanti dubbi che aveva il mondo imprenditoriale, qua invece si guarda sempre al bicchiere mezzo pieno, si è investito in modo importante, si è creato un campeggio ovviamente a 5 stelle, un campeggio assolutamente con un'eccellenza che si alza di livello in modo importante e impressionante, per cui ovviamente un plauso alla famiglia, all'azienda. Sta a noi oggi innalzare ancora di più dal punto di vista istituzionale quello che è l'asticella dell'offerta turistica, perché poi dal punto di vista imprenditoriale credo che non abbiamo uguali e quindi oggi abbiamo solo da imparare. Quindi grazie ad Alessandro, grazie all'azienda ovviamente che ci ospita e che sia un agosto importante per rilanciare quello che è il mondo turistico, prima azienda in Veneto con 18 miliardi di euro di fatturato e con 70 milioni di presenze. Da qui dobbiamo ripartire. La nuova area riqualificata, con un investimento di circa 10 milioni di euro, ricopre oltre 20.000 metri quadrati di strutture dislocate su 3 livelli. Tra queste trova posto un parco acquatico fronte mare dotato di 7 vasche, un centro wellness, spa e piscina con solarium, un ristorante e pizzeria con 350 coperti, lounge bar e una pasticceria gelateria. Un grande sforzo da parte di Site SRL, società che da anni opera nell'ambito dell'accoglienza turistica e che ha creduto fino in fondo nella realizzazione dell'opera. Proprio grazie a questi investimenti noi riusciamo a mantenere alto l'affetto da parte dei nostri ospiti. Le strutture di Cavallino Tre Porti ogni anno offrono qualcosa di nuovo all'ospite e anche in questo periodo difficile si è riusciti a offrire qualcosa di nuovo, si è riusciti a portare a termine un cantiere importante come questo e che rappresenta un po' il simbolo di quella che è la rinascita turistica di Cavallino Tre Porti. Dopo la parentesi Covid, che purtroppo non è ancora chiusa, è un grande segnale di positività che si accompagna anche a una ripresa delle presenze. L'apertura dei campeggi, una inaugurazione come quella di oggi sono sicuramente un messaggio importante di speranza per il futuro, di voglia di fare, di reagire a un periodo tremendo, terribile, che ci ha dato veramente grande preoccupazione. Noi siamo molto orgogliosi perché i nostri imprenditori stanno sempre innovando le proprie strutture, è un aspetto importantissimo, il turismo deve diventare un valore importante per tutta la comunità.